Siamo a Londra, precisamente ad Hyde Park, con il dottor Giovanni Dalla Valle, direttore di Venetian Ambassadors, e parliamo di quelli che sono gli sviluppi dell'indipendentismo veneto. Qualche tempo fa avevamo fatto un'intervista nella quale appunto ci si chiedeva un po' che fine avesse fatto questo movimento, che aveva avuto anche un grande successo qualche tempo fa, poi a un certo punto era un po' sparito a livello mediatico, non se ne parlava più. Adesso però ci sono delle novità importanti. Quali? L'indipendentismo veneto ha fatto passi da gigante negli ultimi anni, questo grazie al fatto che ha progressivamente lasciato il cosiddetto venetismo e ha cominciato a comprendere ed abbracciare i principi universali dell'autodeterminismo, che quindi lo allinea ai movimenti indipendentisti d'avanguardia del resto d'Europa. Si tratta in sostanza di applicare i principi della libertà di autodeterminazione dei popoli sanciti dal Trattato di New York del 19 dicembre 1966 e poi anche ratificati dall'Italia. Si tratta quindi di un tipo di indipendentismo sganciato dai partiti tradizionali italiani anche a livello di comunicazione. Stiamo cambiando anche quella, non più i soliti monologhi di prime donne che organizzano conferenze locali dove ci sono di solito poche persone che ascoltano una persona soltanto e non c'è possibilità di interazione, ma un tipo di comunicazione molto più interattiva finalmente con la gente, tramite anche consultazioni e incontri pubblici dove tutti i cittadini in qualche modo possono dire la propria. Progetti come Arengo, per esempio, dove ci si riunisce proprio in circoli, anche il modo stesso con cui sono schierate le sedie dice qualcosa rispetto al modo tradizionale in cui i politici italiani parlano alla gente di solito da una cattedra. Questo non va bene, che sta avendo molto successo questo progetto di Arengo. Assomiglia un po' ai forum praticamente che si organizzavano in Polonia, in Germania Est, in Cecoslovacchia prima della caduta del muro di Berlino. Progetti come Censimento Veneto, che sta raccogliendo firme, e ne ha già migliaia, per fare una domanda di riconoscimento del popolo veneto all'ONU, che sarebbe praticamente un passo atomico nel progresso verso l'indipendenza del Veneto, e altri progetti di gruppi più territoriali. Questo è importantissimo. Faccio un esempio: il gruppo Canton Dolomitico, per esempio, che ha organizzato una manifestazione di successo dalle Alpi a Venezia in macchina, una specie di carovanata, che ha visto la partecipazione di centinaia di automobili, ciascuno con la propria bandiera. Tutti questi sono esempi di una nuova progettualità che finalmente comincia a vedersi nell'indipendentismo veneto e che agisce soprattutto in territorio, non attorno a singole persone, a singoli individui, le cosiddette prime donne come le chiamano. Quindi coinvolge la gente, perché l'indipendentismo significa coinvolgere un popolo, non è una questione di fazioni, non può essere una questione di partiti, deve essere una questione di popolo. Ma allora questo è un discorso aperto a destra e a sinistra? Ma certamente l'indipendentismo non può essere dicotomizzato fra destra e sinistra. L'indipendentismo riguarda tutto un popolo, i principi di autodeterminazione di tutto un popolo. Noi usiamo spesso il concetto di indipendent, indipendentista, che serve anche ad abbreviare, che abbraccia il concetto di autodeterminismo. Qualsiasi persona che lotta per i principi di autodeterminazione della gente, della sua comunità, e noi amiamo parlare anche di comunità, di territori più spesso, è praticamente un indi, che abbia un'anima socialista, un'anima libertaria, un'anima nazionalista è irrilevante, è comunque un indi. E il codice Shelley cos'è?
Shelley sta per Standard di condotta etica generale e lealtà tra indipendentisti. E significa? È praticamente un patto etico che è stato scritto da degli indipendentisti super partes, non sappiamo chi sono, c'è una leggenda che questo codice sia pervenuto sul tavolo di gran parte dei leaders indipendentisti proprio per incoraggiare alla coesione interna fra di loro, basandosi su regole di tipo disciplinare, di tipo meritocratico, di tipo costruttivo, di trasparenza, di comunicazione e infine anche di ordine, di obbedienza in sostanza alle leggi. Si tratta di un documento che ha analizzato i motivi più frequenti di divisione all'interno degli indipendentisti, siccome è venuto fuori che molto spesso queste divisioni nascono perché gli stessi soggetti indipendentisti non hanno degli statuti chiari e hanno un tipo di politica interna che spinge ad espellere le persone in modo brutale, così causando l'uscita di persone spesso anche molto brave da un soggetto che poi fondano a loro volta altri partiti o movimenti o altri soggetti in antagonismo feroce contro i primi, più spesso per motivi personali, le cosiddette faide. Un altro motivo di divisione frequente è il fatto che molti leaders o comunque esponenti di partiti o soggetti politici indipendentisti hanno la tendenza a millantare progetti o iniziative che invece non hanno iniziato loro, sono state iniziate da altri, e a mettere il cappello sopra su cose che non sono loro oppure non li competono, causando così veramente reazioni a volte anche molto forti, molto violente da parte di chi ha perso enormi quantità di soldi e di tempo per un progetto che poi viene rovinato per l'interferenza di imbecilli, lo ripeto, imbecilli, che molto spesso non sono capaci di organizzare le cose come manifestazioni, conferenze, questo tipo di cose, e tantomeno hanno attitudini o capacità manageriali per far eseguire progetti di tipo complesso che richiedono molti mesi o anni di applicazione. Questi imbecilli hanno caratterizzato per molti anni purtroppo quello che viene chiamato cosiddetto venetismo e hanno frenato, rovinato, distrutto progetti che avrebbero consentito un'accelerazione micidiale verso l'indipendenza del Veneto o comunque almeno un referendum sull'indipendenza del Veneto. Con il codice Shelley adesso noi ci leviamo di torno questi imbecilli, ci leviamo di torno le canaglie che hanno frenato e distrutto un sacco di progetti indipendentisti in buona fede, che erano stati fatti da persone in buona fede, diffamandoli in modo segreto, con letterine, messaggi in Facebook, email, eccetera. Un modo estremamente fastidioso con cui queste persone attaccano militanti, leaders, esponenti indipendentisti che veramente stanno facendo grandi cose e che purtroppo a volte hanno anche successo, perché ovviamente dall'esterno dove vengono recepite queste cose non si conoscono, quindi ci sono stati casi anche di manifestazioni internazionali che hanno sofferto a causa dell'azione di queste canaglie. Il codice Shelley serve proprio a evitare tutto questo. Inoltre punta anche su un'enfasi di lealismo proprio fra chi li sottoscrive, come fossimo un po' dei cavalieri della tavola rotonda, insomma anche una bella immagine romantica, perché ci obbliga ad aiutarci a vicenda, per esempio a promuovere reciprocamente iniziative importanti per l'indipendentismo. Quindi se anche un altro soggetto politico indipendente, che può avere una natura, una strategia diversa, uno può anche
essere per esempio con Zaia, uno può essere contro Zaia, uno può pensare di fare l'indipendenza in un modo, uno può pensare di fare in un altro modo, non importa, comunque noi ci rispettiamo fra di noi. Se un progetto è valido, noi abbiamo l'obbligo, proprio per questo patto, di promuovere anche quel progetto, anche se non l'abbiamo fatto noi, senza metterci il cappello sopra. Lo ha fatto il signor Paolo Rossi, indipendentista, serve per questi motivi, per cui noi siamo contenti di promuoverlo. È il 25 aprile a Venezia, che succede? Succederà una cosa bellissima, perché migliaia di veneti si raduneranno in piazza San Marco per celebrare appunto la festa di San Marco, che è stato patrono della Serenissima e del popolo veneto, quindi anche quello di adesso, per molti secoli. Al di là del significato religioso e storico, però c'è anche uno politico. Beh, certamente, perché rappresenta un'occasione per tutti i veneti indipendentisti, cioè che vogliono il ritorno di una indipendenza, di trovarsi tutti assieme e mostrare quanto forti siamo allo Stato italiano, che noi vediamo come uno Stato occupante da 150 anni, ma soprattutto anche per chi non è indipendentista però è veneto, per dire un no forte e chiaro contro un'Italia ladra che sta rovinando centinaia di migliaia di famiglie. Pensiamo anche allo scandalo della speculazione finanziaria del Banco Popolare di Vicenza, del Banco Veneto, dell'Etruria, di tutte le altre banche italiane che sono addirittura appoggiate dal governo Renzi. Quindi in sostanza un'Italia di ladri, e non può essere diversamente, perché l'Italia figlia dei Savoia, che furono sostanzialmente una famiglia di ladri, una famiglia che aveva le pezze al culo, piena di debiti, e che spogliò velocemente il resto d'Italia per riuscire a rimettersi in sesto. Tutto questo noi vogliamo lasciarlo nel passato, a noi interessa il Veneto di adesso, stiamo lavorando su progetti importanti di consultazioni popolari, presto riprenderemo anche i lavori del famoso Libro Bianco dei Veneti, che è una delle operazioni di consultazione più importanti che si possano immaginare per costituire proprio un progetto per un nuovo Veneto. Noi abbiamo bisogno di progetti, abbiamo bisogno di un business plan da presentare, non tanto a Roma, perché di Roma non ce ne può fregare de meno, ma proprio al resto del mondo di cui invece ci importa molto di più, che può appoggiare, bastano 3 nazioni, l'istanza indipendentista Veneto. Però occorre presentare dei progetti, slogan indipendentisti senza contenuti, senza avere un progetto dietro, non servono a niente, sono operazioni stupide proprio perché non portano a niente. Noi invece lavoriamo su progetti. In piazza San Marco il 25 aprile noi tutti grideremo Viva San Marco, dando un messaggio di tipo indipendentista, che ovviamente può anche essere preso come uno slogan, ma lo possiamo fare perché adesso finalmente l'indipendentismo e il nuovo fronte indipendentista comincia ad avere dei progetti concreti da presentare. Ci aspettiamo almeno 10.000 persone, si può fare, perché circa 100.000 indipendentisti hanno votato alle regionali del 2015, perché tutti i sondaggi degli ultimi 4 anni danno l'indipendentismo veneto sopra il 50%, e quindi tendenzialmente ci possono essere centinaia di migliaia di persone, almeno 10.000 ne devono arrivare.